Buonasera a tutti. Intanto un ringraziamento agli organizzatori di questo convegno, Pregatoria Santu Antinu, la Proloco, tutti gli amici che hanno deciso di organizzare la Vigilia dell'Ardia un momento di discussione, di riflessione su questa festa che ormai non è solo la festa di Sedilo, che è soprattutto la festa di Sedilo, ma più si gira la Sardegna più si capisce che questa ormai è entrata nel cuore di tutti i sardi. Lo è stata nel corso dei secoli, forse negli anni '80 c'era stato qualche problema, adesso invece vediamo girando per la Sardegna quale sia l'attaccamento dei sardi per questa festa. Intanto è arrivato il sindaco proprio puntuale, come abbiamo iniziato. Prima di presentarvi gli ospiti chiederei proprio al sindaco di avvicinarsi, così faccio un saluto anche. Preferirei parlare dopo, posso, perché non sapete. No, giusto un saluto. Un saluto, benvenuti agli ospiti e ovviamente siamo contenti di questa opportunità. Tutta la scienza che arriva a Sedilo ci fa piacere, si aggiunge a quella che abbiamo noi. E grazie, noi invitiamo sempre a moltiplicare questo genere di iniziative, questa mi sembra particolarmente calzante. C'è una sola cosa che rischiava di non essere gradevole, è la concomitanza con un convegno di 2 giorni a Sassari, con mobilitazione di tutta l'Accademia, non soltanto sassarese, sul tema di San Costantino. Qualcuno di loro ha pensato che apposta gli avessimo fatto questa iniziativa qua proprio in coincidenza. Io ho spiegato che non è così e che le cose sono compatibili, che comunque i sedilesi non sarebbero potuti andare a Sassari oggi alle 7, che dunque grazie mille, grazie a Pier Sandro che conosco, ma anche a voi che conosco di fama, e salvo i giovani ricercatori, vi ascolto volentieri. Grazie Umberto, vi presento intanto gli ospiti. Alla mia sinistra il professor Angelo Castellaccio, che è un docente di storia medievale della Sardegna, è stato vicepreside della facoltà di lettere dell'Università di Sassari, è autore di diverse pubblicazioni e oggi ci parlerà di un argomento molto interessante, cioè del passaggio dal culto bizantino al culto occidentale, del perché un culto come quello di San Costantino abbia resistito nel tempo. Ancora Salvatore Patato, che è un professore di francese in Cristiane, è uno studioso di lingua sarda, di tradizioni popolari, ha scritto diverse cose, ha scritto anche dei testi teatrali, ha scritto dei testi importanti in prosa. Insomma, Salvatore Patato per gli operatori del settore è un nome conosciuto, una di quelle persone che ha fatto tanto in questi anni, anche in tempi difficili, per tutelare la lingua. E poi alla mia destra Maria Elena Marras, che è laureata in pedagogia, un legame forte con Sedilo, vi spiegherà poi perché. A Sedilo ha dedicato una tesi di laurea e una pubblicazione nel 99 sul culto di San Costantino, sulla storia, sulla leggenda e sulla sagra, uno studio nato da motivazioni personali, ma poi Maria Elena nella sua relazione ci svelerà il perché. E infine, non perché Bartolomeo Porcheddu, anche lui in questi anni si è impegnato moltissimo per la tutela della lingua, tra l'altro è lui che ha poi tradotto in sardo la tesi della moglie di Maria Elena, e in questi anni ha fondato una rivista che si chiama Logos Sardinia, è una rivista scritta interamente in lingua sarda, utilizza la lingua ufficiale scelta dalla
Sardegna quando era presidente Renato Solo, stiamo parlando del Salim Basarda Comuna, una rivista che parla di tutto. Recentemente è stato anche mio ospite in una trasmissione a Sardegna 1, Bartolomeo Parcheggio ci parlerà delle pregadorias de esos guerradores, e anche lui nella sua relazione ci spiegherà. Poi Daniele Petretto, che non si è voluto sedere perché deve fare delle fotografie, deve documentare, ma Daniele lo conoscete tutti, non c'è bisogno che ve lo presenti. In questi anni ha lavorato molto anche per la Proloco, nell'associazione Santo Antino, da qualche anno si diletta a fare fotografie non soltanto in occasione dell'arte, e oggi ci farà vedere una sintesi del suo lavoro in questi anni. Allora, iniziamo con le relazioni. Intanto ci ha raggiunto anche il parroco di Seguilo, il nuovo parroco, Don Battistino Mongini, che salutiamo, poi le daremo la parola anche per un saluto. Ci fa piacere che lei sia venuto a sentire i relatori, e è l'occasione anche per conoscerci questa sera. Allora, la prima relazione è del professor Angelo Castellaccio, che, come vi dicevo, ci parlerà del periodo bizantino, del passaggio a quello giudicale, e come resiste oggi il culto orientale in Sardegna e soprattutto a Sardegna. Prego, professor. Io ringrazio tanto il presentatore e poi gli organizzatori del convegno, che sono stati molto gentili e puntuali come ne hanno a organizzare queste manifestazioni celebrative e culturali in onore di San Costantino. Non dirò sostanzialmente nulla di nuovo, se non mettere a fuoco alcune di quelle problematiche che caratterizzano questa figura, evidenziando per quanto possibile quello che è l'influenza diretta della Chiesa orientale sulla Chiesa occidentale e non quello che invece passa attraverso la Chiesa africana. Perché bisogna dire che molte delle caratteristiche religiose tuttora presenti in Sardegna, in particolare in occasione delle feste paesane, sono celebrazioni che non sono direttamente pervenute dalla Chiesa orientale, ma passano attraverso la Chiesa orientale. Quindi, se è possibile, perché questo va detto innanzitutto, lo sapete meglio di me, Costantino è un santo della Chiesa orientale, non è un santo della Chiesa occidentale. La fama che ha caratterizzato in vita, e anche soprattutto dopo la morte di Costantino, lo ha fatto diventare Iso Apostolos, il 13° degli Apostoli. È un rango altissimo, diciamo, nella nomenclatura religiosa, che certamente la Chiesa occidentale non gli consente. San Costantino passa alla storia, o Costantino, l'imperatore Costantino, passa alla storia per la battaglia di Ponte Milvio e soprattutto per quello che farà l'anno successivo con l'editto di Milano, quando parificherà la religione cristiana alle altre religioni, soprattutto a quella pagana che era allora dominante. Ho sentito davanti ieri, c'era un dibattito, forse in occasione di questa, alla TV 2000 mi pare che fosse, quindi qualcuno di voi l'avrà visto, ci sono capitato zoomando e saltando. Ecco, lui non era cristiano, San Costantino, però quello che lui ha fatto l'ha avvicinato molto alla Chiesa cristiana, e quello che lui ha fatto l'ha fatto perché c'erano delle caratteristiche simili. Per esempio, lui faceva parte di questa religione che è del Sole. Era una setta religiosa, non so quante anime fossero convertite a questo credo religioso, che praticava tra le varie caratteristiche la festività del giorno di domenica, che è il giorno del Sole. Ecco, questa assonanza, questa vicinanza, perché anche i cristiani festeggiano la domenica come giorno di riposo, ha indubbiamente favorito e accelerato questo processo di avvicinamento al credo della Chiesa cattolica cristiana, da parte di Costantino. Poi dopo di lui tutti gli altri imperatori romani tranne non solo Giuliano l'Apostolo, che era il suo nipote, tutti gli altri si sono inseriti sostanzialmente su questa linea. A noi interessa quello che ha fatto in Sardegna sostanzialmente, perché il territorio è il nostro e se non conosciamo il nostro territorio non siamo neanche in grado di confrontarci e di misurarci con gli altri. Il mito di San Costantino si afferma abbastanza presto in Sardegna, soprattutto si afferma con i bizantini. Il culto della Chiesa di Bisanzio è un culto di una Chiesa che non valorizza solo
i santi che sono morti per la fede come martiri. È un culto che valorizza anche coloro che sono morti per la fede ma combattendo veramente con le armi. Quindi Costantino è uno che si è imposto con le armi e ha caratterizzato la sua figura in questo senso. Altre caratteristiche del mondo bizantino che merita ricordare, per esempio, sono il riutilizzo dei nuraghi. I nuraghi li conosciamo tutti, non per nulla. Il nuraghe più famoso della Sardegna si chiama Santo Antino, c'è un motivo. Era un santo guerriero Costantino e i nuraghi sono stati utilizzati in veste difensiva, in veste militare. Tra le miriade di giustificazioni, di argomentazioni, di spiegazioni che sulle motivazioni dell'origine, della nascita dei nuraghi, tra l'altro c'è qualche studioso tedesco, non ricordo il nome, ma questo diceva che erano stati fatti per difendere i sardi dalle zanzare. Ecco, si arriva, era uno studioso tedesco. Ecco, senza andare a pensare che sono posizionati sempre vicino a corsi d'acqua, perché senza acqua non si può vivere, quindi sono punti di riferimento di un habitat più o meno vasto, di cui spesso, tanto fortunatamente, riusciamo a far riscoprire, a far emergere delle abitazioni, diciamo, di forma capanna circolare lì vicino. Ecco, questi nuraghi sono stati riutilizzati anche in ambito bizantino, per funzioni esclusivamente di natura militare, perché chiaramente venivano, non sempre la posizione era sollevata, anzi generalmente era in posizione pianeggiante, ma era in posizione dominante, diciamo, cioè dai nuraghi si poteva vedere una gran parte del terreno intorno e quindi avevano questa posizione di osservatorio di vedetta, anche di sicurezza, perché insomma, stare dentro i nuraghi significava garantirsi un minimo di sicurezza rispetto chiaramente all'esterno. Costantino si afferma anche con la Chiesa bizantina. Ora, la Chiesa bizantina, il potere bizantino si radica in Sardegna dal fine di dicembre del 533 dal marzo del 534, quando in Africa, vicino a una trentina di chilometri circa da Cartagine, avviene una battaglia che è fondamentale, si chiama la battaglia di Tricamaro o di Tricameri, dove l'esercito bizantino sconfigge l'esercito vandalico, perché la Sardegna, dopo la crisi del mondo romano, intorno al 400, alla metà circa del V secolo, era stata conquistata dai vandali, popolazione germanica di culto ariano. Attenzione, quindi una popolazione che probabilmente, come tutte le altre popolazioni germaniche, era di culto ariano, probabilmente come scelta volontaria identitaria, ecco, per differenziarsi e caratterizzarsi rispetto al mondo romano, che ormai sostanzialmente era cristiano, era cattolico. Bene, prima della metà del VI secolo c'è a Bisanzio un grande imperatore che tutti avete sentito sicuramente nominare, che è Giustiniano, che passa alla storia, è diventato giustamente famoso perché ha voluto cercare, e ci è riuscito in buona misura, di ripristinare quello che a suo tempo era stato il suo modello di vita, cioè il mondo romano occidentale. Certo, poi differenze ce ne saranno, perché almeno la lingua colta, la lingua ufficiale sarà il greco invece che il latino, altre caratteristiche ci sono, ma sostanzialmente quello che si voleva fare è di recuperare ad unità il mondo romano. Ora, una caratteristica che ci si riesce, fino alle Baleari vengono riconquistate da Bisanzio. È una città che corrisponde più o meno all'eterna Costantinopoli, quindi città, un impero che aveva sede a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, ma che riesce a superare tutto il mar Mediterraneo e arrivare quasi sostanzialmente arriva fino alle isole Baleari. Quindi tutto il mar Mediterraneo occidentale e orientale viene riconquistato dai bizantini. In una politica che non è solo di carattere militare, ma che ha caratteristiche anche precise di natura religiosa e di natura culturale giuridica. Una specificità del mondo bizantino è quella che è uno stato laico, ma contemporaneamente intriso di venature cristiane. Cioè c'è lo stato cesaro-papista, così viene chiamato, dal termine cesaro, che rappresenta il potere temporale, il potere materiale, e papista che dovrebbe, ma non sempre, rappresentare il potere morale, il potere spirituale. Era un impero, questo voglio soffermarsi su questa caratteristica perché è fondamentale per capire poi il ruolo della Chiesa bizantina in Sardegna. È lo Stato dove le figure istituzionali laiche hanno anche poteri in materia religiosa e contemporaneamente anche i graduati
religiosi hanno potere in materia temporale. Per esempio i vescovi bizantini avranno la responsabilità della difesa delle città e a sua volta l'imperatore bizantino, ma anche altri graduati dell'impero, avranno il potere di interferire, di intervenire in materia religiosa, di dettare le regole e le interpretazioni della materia religiosa. Cosa significa tutto questo? Che nel momento in cui, progressivamente, chiaramente, non è che si abrupto di colpo, i bizantini si inseriscono in Sardegna nel 534, lentamente è inevitabile che tutto questo possa succedere, anche se non abbiamo documenti di prima mano del 500 le appurato, anche la Chiesa bizantina, che è strettamente connessa col potere temporale, si presenta in Sardegna. Certo, passano dei decenni, dicevo, perché almeno fino alla fine del VI secolo, cioè fino al 600-604, sulla Chiesa di Roma c'è un grande pontefice, che è Gregorio Magno, che sappiamo cosa ha fatto con la Sardegna, perché rimangono di lui circa 39 lettere che trattano direttamente la Sardegna, più un'altra decina in cui ci sono riferimenti più o meno espliciti, comunque significativi per quanto riguarda la situazione santa. Dopodiché noi abbiamo un buco documentario quasi assoluto per diversi secoli. Alla fine, quando riscopriamo la luce della cultura, la luce che ci dà la documentazione, la luce della conoscenza dei fatti, noi troviamo una Sardegna che esce sostanzialmente bizantinizzata. Questo vuol dire che nel frattempo la Chiesa di Bisanzio, come d'altronde abbastanza ovvio per le caratteristiche burocratiche, amministrative, culturali, identitarie, se vogliamo, dell'impero bizantino, si è radicata anche in Sardegna. Non abbiamo fonti dirette, cioè materiale di prima mano, per un motivo molto semplice, anzi per due motivi molto semplici. Dove troviamo noi i documenti? Qua c'è il sindaco che sa, il responsabile della macchina amministrativa, sa che c'è la burocrazia, che c'è un protocollo, che c'è un archivio. La documentazione si trova lì. Ora, la Sardegna faceva parte dell'impero bizantino, ma non le relazioni burocratiche non erano dirette tra Sardegna e Bisanzio, erano triangolate attraverso la capitale della diocesi africana, che era Cartagine. Che cosa significa quindi? Che chiunque sa il minimo di burocrazia si va per gradi. Si passava, le normali corrispondenze burocratiche amministrative e linguistiche passavano dalla Sardegna a Cartagine e da Cartagine a Bisanzio, dopodiché da Bisanzio a Cartagine e da Cartagine a Sardegna. Quindi la materia principale sostanziale della documentazione sarda e ufficiale laica, quindi, era a Cartagine. Però nel 698 Cartagine viene conquistata dagli arabi, che distruggono la città, mettono fermo il fuoco all'archivio, alla biblioteca, e quindi si portano via quel che ci sarebbe interessato, che ci interessava direttamente. Per quanto riguarda poi la problematica di carattere religioso, cioè la documentazione religiosa, noi sappiamo che la Chiesa bizantina, che stava già iniziando a differenziarsi dalla Chiesa di Roma per certe caratteristiche culturali, ha conservato i suoi archivi in un monastero di culto greco, ovviamente, che si trova in Grecia sul monte Athos, che molti di voi avranno sentito nominare, un monte di difficile accesso, però non solo di difficile accesso, ma è anche un archivio disorganizzato, nel senso che non c'è un inventario, non c'è una guida, per cui ci sono migliaia e migliaia di registri, ma non si sa esattamente dove poter trovare qualcosa che interessa al ricercatore che al momento va a fare la ricerca. Per cui andare a perdere anni, teoricamente, senza trovare nessun documento della Sardegna ha scoraggiato qualsiasi ricercatore da investire sul tempo lì. Sono state fatte delle puntate sull'archivio, così come dei saggi a campione, ma non è stato trovato sostanzialmente nulla. Io ero entrato in contatto, avevo conosciuto anni fa, non so se per caso sia venuto, è morto già una quindicina d'anni, il vescovo Archimandrita di Alghero, credo che fosse un responsabile anche a livello nazionale, padre Melzi, che però non godeva di una buona fama, almeno tra i religiosi, diciamo così, ortodossi di culto latino. Questa un giorno in una conferenza parlando
della Chiesa bizantina fatta a San Gavino di Porto Torres diceva di aver trovato 2 o 3 documenti interessantissimi che riguardavano la storia della Chiesa bizantina in Sardegna, però, come si dice, se ne è morto senza farci sapere, e quindi probabilmente il dubbio rimane se fosse una bugia o se fosse vero, fatto sta che la verità se l'ha portata dentro la tomba insieme con la sua anima, quindi non sappiamo se effettivamente lui avesse scoperto le verità. La Chiesa bizantina, l'organizzazione della Chiesa del 500-600, come adesso, sostanzialmente si vedeva in 2 grandi ambiti: la Chiesa secolare e la Chiesa degli ordini monastici, la Chiesa di campagna. Ognuno seguiva una propria strada, con proprie caratteristiche, con propri benefici di cui godeva. Questo, ripeto, fino alla metà del VII secolo. Dopodiché un documento c'è che riguarda una discussione, un grande dibattito in seno alla Chiesa bizantina sul monoteismo, diciamo, se il Cristo, dopo che si era risolta con Ario negativamente, diciamo, il problema della natura di Cristo, se in Cristo ci fosse contemporaneamente la natura umana e la natura divina, nel VII secolo avviene questo dibattito sulla volontà di Cristo, se in Cristo ci fosse solo la volontà umana o se ci fosse anche la volontà divina. A volte sono documenti di Dana Caprina, insomma, non per uno si dice bizantinismi, per dire discussioni fine a se stesse che sostanzialmente non producono niente di concreto, perché poi non si riuscirà mai a trovare una soluzione univoca che possa accontentare tutti gli altri, soprattutto che sia basata su basi razionali. La presenza bizantina poi inizia a essere messa in discussione all'8 secolo dalle incursioni arabe. Le incursioni arabe, dal 698 che ha detto gli arabi conquistano Cartagine, e quindi da qualche anno dopo iniziano a fare delle puntate verso la Sardegna, partendo ovviamente dalla penisola, dall'Africa, cioè da Cartagine, che dista dalla Sardegna meno di 200 km in linea di mare, diciamo, in linea d'aria. Poi nel 711 gli arabi iniziano sbarcano lo Stretto di Gibilterra, che da loro prende il nome, che è per Tarichi, iniziano la conquista della penisola iberica, soprattutto la parte orientale della penisola iberica, poi saliranno fin tanto che nel 732 vengono fermati a occhio e croce a 400 km a nord dei Pirenei nella battaglia di Poitiers. Insomma, se non fosse successo che Carlo Martello di fermarsi un'auto di Carlo Magno, probabilmente noi adesso potremmo parlare arabe. Non so se può darsi pure, sarebbe stato un vantaggio, perché almeno in quel periodo, dal punto di vista culturale, della conoscenza delle arti, soprattutto delle scienze matematiche, fisiche, astronomiche, gli arabi erano di gran lunga all'avanguardia rispetto a quella che era la cultura occidentale, che era di grande arretratezza. Iniziamo, dicevo, gli arabi con successo a volte, con successo a volte a favore dei sardi. Sì, che troviamo traccia non esplicita ma indicativa di alcuni cronisti arabi che dicono sì, che gli arabi ne hanno dato, però ne hanno anche preso, quindi voglio dire, è chiaro che quando riuscivano a prendere i sardi di sorpresa avevano il campo libero e venivano organizzati. Quando non ci riuscivano, i sardi avevano il tempo di organizzarsi, riuscivano a prendersi anche loro le loro soddisfazioni. Certo, un fatto non direttamente collegato alla religione, ma che è collegato alla storia, alle caratteristiche identitarie e sanitarie, soprattutto della regione, dipende dalla crisi che vive la Sardegna, per il rischio della presenza degli arabi, per la caduta del mondo romano che distoglie, cioè che pone fine sostanzialmente ai commerci che avevano, i commerci della Sardegna di export, diciamo di import e di export, che erano caratterizzati la Sardegna fino al V secolo. Se non si va a vivere sul mare, come si viveva sostanzialmente fino allora, perché a un certo punto il mare non rende più, non produce, non ci sono più commerci, c'è il rischio dei pirati, c'è il rischio degli arabi, ci sono tanti rischi. Che cosa succede? Che tutte le acque che arrivano al mare attraverso i fiumi corsi d'acqua, quando intasano, dilagano, non vengono più puliti i terreni, a un certo punto creano una serie di stagni, e quindi questo ha creato e ha favorito il fenomeno della malaria. Ecco, non si sa se, si discute su questo, ma mi pare che la soluzione sia semplice, se
è la malaria che ha condizionato i sardi, li ha fatti allontanare dalle coste e andare verso la pianura, verso l'interno, verso le colline, oppure se sia il contrario. Io credo che forse tutte e due ci sono delle zone basse, lagunari naturali sulle coste della Sardegna, soprattutto nella costa orientale, mentre comunque è anche certo che l'abbandono dell'attività agricola da parte della popolazione crea il paludamento dei stessi territori. A un certo punto Bisanzio, che mandava costantemente i funzionari in Sardegna, non è più in grado di mantenere questo trend continuo di relazioni tra Sardegna e Bisanzio. Perché? Perché i bizantini, gli arabi dell'827 iniziano la conquista della Sicilia. Le navi bizantine devono passare in Sicilia per venire in Sardegna, c'è questo pericolo, non passano più. Quindi la Sardegna rimane quasi in balia di se stessa. Balia di se stessa, deve pensare a governarsi autonomamente, darsi dei funzionari propri, delle proprie cariche, delle persone che rispondono non più a Bisanzio come prima, ma che rispondono esclusivamente ai sardi. Nascono così i giudicati. Se non c'è tempo non parlerò dei giudicati, molto brevemente vi dirò che i bizantini vanno via dalla Sardegna praticamente senza conferire, non c'è nessun trauma. Poi troviamo però che sappiamo, ci sono degli inventari della documentazione, che in Sardegna si era affermato l'ordine dei basiliani. È un ordine della Chiesa precisamente orientale, che in Sardegna possedeva migliaia e migliaia di eremitaри, arrivati nelle mani della Chiesa, che era il più grande possessore terriero durante il mondo bizantino, sostanzialmente grazie diciamo così, al buon cuore, o se volete anche al modo di comportarsi dei sardi di fronte alla morte, soprattutto delle famiglie che non hanno figli, molto generosamente con donativi, lasciti e via dicendo, testamenti, lasciavano tutto il proprio benessere, tutti i propri beni a favore della Chiesa, nella convinzione che così facendo riuscissero a prendere l'ascensore per arrivare in paradiso. Non sappiamo, ho qualche dubbio, ma non sono in grado di dare una risposta precisa, e questa pratica potesse aver successo. Certo è che quando noi troviamo i primi giudici, siamo già nelle prime del XII secolo, che si trovano così in una specie di vuoto di potere di carattere religioso, perché la Chiesa bizantina è andata via e non è stata ancora rimpiazzata da nessun'altra forma di credo. Quindi c'è un vuoto religioso che i giudici si fanno carico di riempire con la Chiesa di Roma, evidentemente, ormai che era la Chiesa più vicina. Credo che abbia poca importanza sostanzialmente lo scisma che nel 1054 c'è stato tra Chiesa di Roma e Chiesa orientale e Chiesa di Bizanzio. È stato uno scisma sostanzialmente per motivazioni di carattere economico, era per la gestione delle decime che venivano pagate dalle diocesi delle chiese dell'Italia meridionale, e quindi se si dovesse incassare il pontefice perché le diocesi erano d'Italia, o se si dovesse incassare il patriarca di Costantinopoli perché l'Italia meridionale era ancora in mano ai bizantini. Cioè, è una discussione di carattere economico più che di contenuto religioso. È certo che i giudici sardi probabilmente queste cose non le sapevano e avevano come punto di riferimento geografico, morale in quel momento il pontefice di Roma, e quindi fanno la Chiesa di Roma, e quindi si avvicinano alla Chiesa di Roma per riempire questo buco di cultura religiosa che si era venuta fuori. Siamo anche negli anni in cui la Chiesa di Roma esce da quel grande letargo, il grande periodo nero che era caratterizzata nei secoli, alla fine del IX, nel secolo X e primi dell'XI, quando a Roma c'è un grande pontefice che caratterizza con la sua figura tutto questo rinnovamento morale e spirituale della Chiesa, che è Gregorio VII. Avrete probabilmente sentito nominare. Gregorio VII si interessa attivamente della Sardegna, i giudici sardi rispondono favorevolmente, i giudici che dispongono di questo immenso patrimonio terriero che i monaci bizantini avevano lasciato e lo utilizzano forse, anzi sicuramente troppo generosamente, donandolo agli ordini monastici, ai cassinesi da prima, poi ai benedittini chiaramente, e poi ai vallombrogiani, ai vitorini, ai cistercensi, ai camaldolesi, per incentivare a venire in Sardegna. Le motivazioni le sappiamo chiaramente, perché basta vedere i documenti e si dice che questi monaci, l'ordine, la casa madre diciamo di questi monaci, era invitata a mandare religiosi con queste motivazioni.
ut plante, la proposizione finale qui che fa il latino, oppure ad plantandum, che è un girativo perché c'è un verbo di morto, ad stirpandum, cioè a piantare, a pulire, ad imboscare, a rendere appetibile sotto il profilo produttivo il terreno, oppure anche adesso il verbo non ricordo, per studiare e insegnare i contenuti, diciamo, della religione monastica. Addirittura c'è un giudice arbonense che chiede che si venga mandato qualche, tra i vari monaci che si dovranno invitare, chiede che ce ne siano almeno 3 o 4 graduati di livello sotto il profilo culturale che siano in grado di fare da vescovi e di gestire le cancellerie, cioè le relazioni internazionali tra quelli giudicati, perché questo la cultura a quei tempi era sostanzialmente la Chiesa, e quindi chi gestiva la burocrazia, chi conosceva un minimo il latino non sempre bene, erano gli ecclesiastici che dovevano pensare a gestire le relazioni internazionali che allora si facevano in latino. Forse sono andato anche troppo. Vabbè, Costantino regge tuttora, non si scappa in questo momento, e a maggior ragione in un momento in cui ritorna anche la Chiesa di Roma, in cui ritorna il movimento, perché prima non c'era movimento, cioè la religione si diffonde anche quando c'è movimento. Pensate che la religione in Sardegna, la religione cristiana in Sardegna, si conosce sostanzialmente dal III o IV secolo, non prima, e per esempio i santi più famosi, che sono San Gavino, Porto Toros, Porto di Mare, San Lussorio, a Forloggiasi, l'unica città del Terra, però a San Lussorio c'era la base fondamentale dell'esercito romano, quindi c'era gente che arrivava da diverse parti, che quindi era espressione, portavoce di sentimenti religiosi e di convinzioni di credi religiosi diversi. San Simplice Olbia, ugualmente Porto di Mare, successivamente si sarà effiso a Cagliari anche lui Porto di Mare, quindi San Costantino è il santo, diciamo, che nasce e che è più radicato nelle zone interne della Sardegna, ma è un santo militare. Voi sapete che i militari ci arrivano da tutte le parti, non sono espressione o appannaggio di una determinata località. Vabbè, non so se sono stato di vostro gradimento, se ci sono eventualmente domande che intendete farmi, io sono alla vostra disposizione. Mi scuso se sono stato lungo, ma... Grazie al professor Castellaccio. Quindi un culto che dura ormai da secoli. Costantino, come ha ricordato il professor Castellaccio, 13° apostolo per la Chiesa d'Oriente. Sono date importanti, quelle che ricorrono l'anno scorso il 1700° anniversario della battaglia di Ponte Milvio, quest'anno sono 1700 anni dall'editto di Milano, l'editto di Costantino restituì libertà di culto ai cristiani. Poi tra 12 anni magari bisognerà ricordare anche il concilio di Nicea che vide affermarsi, 325, affermarsi definitivamente il cristianesimo, anche quel concilio presieduto da Costantino imperatore e Costantino I. Un culto quindi radicato in Sardegna, un culto, una fede che troviamo in diversi centri, seguendo chiaramente il Corso Maggiore, l'antico secolo. Ci sono anche una chiesa a Muranis intitolata a San Costantino. È un santo che i sardi hanno sempre giudicato un santo di serie A, diciamo così, perché nonostante non sia mai stato canonizzato dalla Chiesa romana, l'omaggio che ogni anno i sardi rivolgono a San Costantino nell'occasione larga del 6-7 luglio è tangibile. E sono tante anche le preghiere rivolte in lingua sarda a Sant'Antine. Di questo, della religiosità espressa in lingua, ci parlerà Vittore Papato. Grazie Ugo,
ringrazio l'organizzatore del convegno, un amico mio, che non capisco mai dove siamo, noi sempre dobbiamo essere poi in modo ufficiale, dopo poi partecipare e contribuire sull'organizzamento del sapere, il contorno. E ringrazio Pier Santo per San Benichele che ha fatto l'intento relativa a chi il dottore Vattato che ha chiuso San Menaro che siede chi saite. Onestamente hai tentato di contribuire però mandare ad un'altra cosa che è stata scritta. E volevo vedere questa pregatoria comunitaria. Questa pregatoria comunitaria segnala sul rito questa persone che si frazionano in micagliones, in chilas e in diese uno a vostra. In diese quando si usato pregala, però innanzi ne pregano una cosa, una poesia. Cantus è bello il messaggio, candaras, con cui la cerimonia severa del sacerdote che s'ammissa in pregasa, con riso in coro e pregania in caras. Si intende di devoto di preparasa in campo sulle luoria degas, quando comincia a camminare all'ugere sulle zone per la casa. Sono che a cominciare sul livello più importante della vita di un uomo, sul lavoroso, per seminare e per procurare suane, a Savamine e Puru, a Sosatto. Adesso un rito che si deve fare innanzi, una pregatoria che si deve fare innanzi di fare questo trivaglio che viene usato a sinistra, un rito mantessi, quel che sono usati il zotte, che saprà entrare in messa per fare questa preghiera comunitaria prodotto. Ma io mi metto una mamma fai a suvane, la prima cosa che lo sai è la valsa su fermentasso la forma di vita. La vita è monza nella realtà, che è un simbologia che è sul nutrimento, sul primo nutrimento del sole. E poi questa mano salute voi, poi lei associata a salvarsi che non segala, sa parte sottile e ripeti a salute. Si inneglia e comincia a fare le suvane. Ma mi metto uno di una dessa pregatoria comunitaria che a noi così fu in pensava al spettacolo, su quanta terra, su saccare poesia, fini si formano dei spettacoli, ma fino a uno pregatoria comunitaria senza gente antia la prova a fessare uno santo, e innanzi le cantare si disperava e quindi su canto classico, così importante, quindi difficile si innaiana e sta altrettanto che a sua tenendo per te a Samoa. Ma mi metto uno in tempo che usa cosa dove secondo mi sono fidanzato in modo che secondo me io ho una inzamanna e devo che sono sommelieri appassionato, io non sempre ricordo per la verità. Andiamo a giocare una seconda cosa che non mi voglio fare fino ai fichire. Una di là, no, sono mai dei fichire, abbiamo una parola, no che non lo uso. Tanto anche fare in una vita, la fatto mentre io vivo a fare adesso. E anche cosa non termina, ha sbagliato tutto. E tanto, non ti pensi nada, non lo sappiamo tu, da casa nella. Dunque si innanzi, si pregare innanzi di fare considerazione. La pregatoria è delle derivazioni nuragica, proiette somine nuragico, non hai un rapporto di memoria, il suo confronto del sovrano, che ha costruito, che ha fraiato, che ha creato questa terra che è bella, con questo mare che è bello, montagna, fontana, però non è sa fatica del suo ampare più acuta, più difficile che sulla prologo, che è una terra ingrata. E dunque noi abbiamo un rapporto che sono cartaginese, sono feniccio, chi sacrificava addirittura sono primo ufficio, lo sacrificavano a Molocco e a Malasotte, si da lì al suo salto non è mai entrato questa cosa, e non sacrificava manco alla zona, sono che preferiate se lo mandica nessuno. Aveva un rapporto amichevole, amicale con il suo sovrano e gli faceva questa cerimonia teatrale, cantico, eccetera. Noi siamo su documentazione su cantico. Sant'Ausino Maria, chi dotta la pregatoria latina, cristiana, è fatta per essere cantata. E dunque se uno prega la prega una volta, si ha la solazione, si prega la cantante, prega due volte, ma si usa da su mondo, deve pregare tre volte, perché si usa
canta iara, quindi preghiera apposta, e balla iara, che fu una forma di preghiera comunitaria con saputo. Accompagnato da giocata a tenore. La giocata a tenore non è diventato patrimonio dell'umanità, del gusto, per un capriccio, o è bello, o che è andato per il Zambosa, sa, tenere la trasmissione di tutto il calcio minuto per minuto, che non è capitato un falso in Zambia, caduto signoria, che lo sentiria cantante. È diventato patrimonio dell'umanità, dovrebbe essere l'unico residuo di canto popolare libero in Europa, non candidato. Bisogna in Asia, bisogna in Australia, invece in Africa, ma in Europa è solo sul canto al tenore. Il terzo canto popolare libero è un canto nato in loco pro necessità. Qual è questa necessità? Questa categoria. Hai la necessità di attirare per avere una grazia a suo Signore devi cantare pro l'aggradecire. Da voi devi fare s'armonia in tutto, s'armonia è solo fatto vedere fare, noi siamo le sue sul raggio, trovato a tenore sta pensato come il minimo un progetto VIII secolo avanti Cristo. Devo nostra sono andato a fare un comizio per sapere solidale. Fio vicino studente a poter sostituire Luigi Berlinguer che devia arrivare in aereo, poi era Entumella in aeroporto e non testare vivo. Allora telefonava, ti deve sembrare cose subito disponibile, poi il suo numero vivo per via che sì, e arrivava all'agosto, invece per il ne ha battati, non che è una coppa di Malta. Vabbè che vi ho potuto riporre la coppa di Malta, bravo. Sono andato di mente. Arrivo e fino tutto un balletto, quando che sono io, non sono fatto basso, quando lo veniva a fare cessare. Provai a fare su cominciare, però se manco una buona. Colto lo stesso, non fai più di persone ballette, una cosa che è bella. Appena lo fai cessare, se devi investire, appena fai dare a uno che sostituivi un mostro sacro dei suoi, lascialo ballare, cessala su sonetta a buca, a piatto si vale e piega un battolo per la però come anche mica, no, una paradiso di cantare, io piaccio sempre sul registratore e lo giunto come sì, probabilmente. E succede tutto, pone su un numero piccolo, non è la cosa. Salsette, da come tutto sono piegato, cominciano a cantare e Salsette si chiama al manutente, una cosa che mi ha fatto vendere su, non la pelle d'occa. Non bevi tutto? Non la bevi. L'hanno provato, sa. Va bene. Aveva scelto i sostanzi succede che uno cominciano a cantare a Saseria. Salsente si chiama la manudenta. Poi che si arriva la pesata su cantico, gli date un'acceleratella. E questo comincerà a ondeggiare, questa cocca per il petto, che si muoviano. Hanno ritmo che una essa perché su balletto tu parla. Il terzo in questo momento dessa cantoneseria, questa musica lenta che ha fatto, esce un momento di raccoglimento, di introspezione interiore, e quindi fattene un rito, dobbiamo fare una pregatoria comunitaria. Oppure, perché non funziona, presentato un altro documento da registrato in tempi, questa è una cosa meravigliosa, in noi, su Sant'Antone e Chiesa, comincia da questo bascio, e a sa prima pesata canta su bascio, a sa seconda pesata entra sa contra, poi entra la sa mesa ove, poi sa ove e a fine dia mica da suo falsito. In due Bernardo Fagiacona da chi questo falsito sa lo spirito che si presenta, i suonari francesi su libero. Nata sicuramente sa preghiera, sa pregatoria è fatta, però venire una grazia, o per ringraziare suo Signore che l'ha concessa,
questa ore di essere la presenza dello spirito. Però il culto di questa sensazione capodeo è se abbanda la quinta ore, cioè se la giovane abbanda la fatturese sono trovato fazzoso, ma con noi sono andati in giro, però si trova una lassa sola. No, questo sono uno. Poi su Mime come la popolare, su delle nove. E non dico sì o sì, anzi presente, la chiesa San Casa. La chiesa San Casa è fatta in basalto nieto e in calcare bianco. Chi si simbologia che sono umani coordinati la doppia postulazione dell'uomo, che è materia, ma è sicuro spirito. E poi c'è la doppia situazione, somine carico del peccato, niente basato, e somine che invece o non ha commesso o si è confessato su calcare bianco. La chiesa è lunga 40 metri, su campanile è stato 40 metri, sa 40 mesi di penitenza che rigiunge dalla risurrezione dell'anima di Cristo. La chiesa alla passata a Occidente, che hanno parlato su solo dove si è caricato per caso. E su manzano in la chiesa, su sole filtra la luce di Dio, da Islam monofora che bisogna islamici. Questa simbologia, perché su tante usato, se lo dessimo una bella sul numero 1 del nome. Siamo problemi, non lo desse da bene. La salva volta che non lo vedi più qualificato. Però impara per aula, è più bella intendere su dico segno, questo lo fare inconsciamente, questa tradizione che mi si tramandava, questo canto è gare, e deve pensi alla scala dantesca che gioca dai ferro, pucatore, paradiso. E Gustavo vedere. Sono in pizzo di comunicazione tra Sollocos e Sardegna, hanno creato mille costumi, anzi non più di 2 mezza, mille volte vai su pane, mille volte sono di Duches, mille volte sono di avversari su lasciare, mille tradizioni se non di questa terra santa. E Duca sarà creato mille modi per pregare, la pregatoria comunitaria, ma da forma che sono caratteristiche di una intersolo. Però in ogni ita la fa però la va in tutta la fine con differenza da ita a vita, non è stato a fare sassento completo di questa vita. Sono di rappresentazioni teatrali, noi la consideriamo come performance spettacolari, ma soprattutto noi non siamo a casa, sono mammotones, è una forma di pregatoria comunitaria, pretende una rappresentazione teatrale di Somine e Wagner, che lui cantare, se ne dà un'altra forma per attirare l'attenzione del suo Dio. Su Ceomo dei Volmi, su Ceomo è una tradizione precedente sul cristianesimo, poi la Chiesa resiste alla singlobare, no? alla trasformare in modo che possa essere supportata dai, se lo stato nel manco la parola, mi scuso col parroco, che possono andare di accordo con questa religione, su Ceomo è Ceomo che quando Gesù Cristo gli presentava a Pilato. Sa macaranetta di Ogniri, sono supposo di Orottelli, sono Bendulese di Ottana, ma in corso, tutto corso, sono mamuzzone, che a me mi hanno impressionato non sapevo stare mausa. Perché con la macchina, se si salì Sant'Antonio su voi, pruite si salì Sant'Antonio su voi, pruite tanto fiori s'amendola. S'amendola è sul primo fiore, sul primo albero di fiori, e il suo chi dà frutto. In corso un mese può succedere di tutto, può succedere sull'anime, sanniata, tempesta, questo c'è fuoco, chi mi truene. Tanto fare di tutta la cerimonia, per fare il modo, il gusto fiore, che è bello, che è un porta a diventare frutto. E insomma non sono, servono due cose, sul latte e su mele. Vada un animale minorito, un grande travagliatore, che è un esoparo che resiste a trasformare sul fiore in frutto, in pagasone, sale. E io sono giovane su mele, sono casino di su mele, sono un po' di cocca. E poi sei vecchio,
tre freghi, immagina se è fiorita o non fiorita, batti sul latte, su 0,90 secchi, che è subito trasformato in casa. Dunque, questa macchina sono i modi per regare, e questo modo di pregare, mette uno saggia salvatino. Saggia è una forma di preghiera. Sì, ammentala sulla battaglia di Montevideo, ma sa pure ammentala sa vita di Gesù Cristo, il sacrificio, sa via croce di uno, ammentala sul sacrificio di Gesù Cristo. Sta tutto questo, per esempio, i bisogni, chi sono diventati patrimonio della religione cristiana, però hanno conteso il suo andamento che hanno fini laico, non religioso, cioè religioso ma pagano, non so. Per esempio, in tre logge, in 70 ne sono candelesi, in Tartari, in Piaghe e in Nufi. E parla una differenza tra l'otto frese, dovete posare un altro, in Roma comune San Benaida, però fatta in modo diverso. Sono le tante che sono usinato, sull'amorino, sull'ito, in Piaghe sono antichi, in Piaghe sono ancora più usinato, noi i cassi la venuta. In Nufi, invece, Nufi Brigadone, chiamano, è la chiesa di Pagre, non è che i giovani sono dei portatori, no, i giovani si organizzano, Giovanni Antonio, Angelo Casellaccio, sono forti, si allenano, i nuovi no, hanno il nuovetto, e tu, casacando che figli sono cavolo, che sono candelleri e manno e besuto e non deviano a usurare, sono serviati tutto. Io sapevamo che lo sapevo io, figlio singolo in vita mia, su 70 km, e fui accompagnato da un anno di studioso di questa cosa, della vita di parroco della Centro Santo, dottor Falchi, però vi ho visto, ogni anno andai io alle scuole della mia vita, mi ha fatto il ritornino, si piazza io, di loro, e tutto ieri da andare a fare a lei. E come ti riesce a vedere, sono messo, lui ha tutto sopra e due santi di piazza sopra ma non lo devo dire che dire su tu c'è il malanno che ti gira, tira che non gioca se neanche manco sa mano che sono messo. E dopo fa il capo, ma lei è complice a parlare di questo. No, questa è preghiera, un tenacchi è finalizzata a San Sestita del Salvezzo. Come? Poi voglio un esempio lamentabile, legando bene la Sa Madonna delle Grazie, Salamonte, su guarda, ha chiamato tutto ciò che è una salveazza, poi Astino, no? Ti criare, viva Maria, e poi allora non lo posso dire come ignorante, hai sempre un vicio da intercalare con un riascimo, la via, ti criare, viva Maria, e li mattina sul riascimo va a trovare. E sono lì, non niente che fare, perché questo quello fa che parte della preghiera comunitaria. Poi, sul rosario, per esempio, sul rosario chi non fa che parte, però non fa parte della liturgia del rosario, però è una forma di preghiera che è spontanea, questa cosa, perché sul rosario anda da chi mi deve andare, a Bossa anda a San Comazzo e la manizza in chiesa. E sono in forma che sull'altro la mandava una tradizione meravigliosa, pensate sul rosario dei gestoli, di Meana Sardo, sul rosario di un altro rosario che lo canta da un studioso di musicologia che è Don Sanna De Vocciodurre. Oppure sul Concilio Vaticano Ecumenico ha trasformato la preghiera comunitaria in vera preghiera comunitaria. Per il teologo un canone che era in latino, si chiama San Missa in latino, noi chiamiamo fedelmente. Il nome noi in Sardegna ha un prezzemino a Papa Giovanni, perché sul bisnonno, sul bisagio di Francesco Cossicchia, su poeta cristiano, ha scritto da trottinetta salta, non consentire a San Zente dei chiedenti di preghiera. E poi sono letto le cose, Giovanni Itano, si sono preoccupati che pur noi non abbiamo svichino le armi al volo sa intuizione di Papa Giovanni e resistere dando aereo sa missa in santo e non l'abbiamo ancora, non la vogliamo fare, si può fare sa lascia cantare sa missa, ma sa missa in santo non si può andare, è proibito, ancora non misura più, mentre invece in Saligera becca sa sette ogni zero sa missa in catalano. E tutti in Italia la stessa metrologia sarebbe da segnare un omaggio
a percorso questa carriera mia di Giacanini, dopo fatto 7-8 anni di Giacanini, narriera Deus in auditorium meo intende, domine radiovando me festina, e ti Maria Peccari narriera Deo in aggiuntorio, quindi intende, domine arrivando me a ristentina, oppure Santa Regina, io stesso dice l'atto misericordia solo stat nos converte, misericordia stat nos converte, chi là che andare su quelle che mi passa a Savarina per il suvare, questo misericordia lo fa in modo che sia ricco di farina, oppure i Savarina in liturgia di sgravamento, questo la famosa in campinare, ma io era uno che gioca su tutto voi e devi andare a cambio di rinunciare e a cambio di appesare. Flectete Genua, Benugia, levate, e sulla via là, vendete a Genova, levate. Questo orologio sono meraviglioso. Oppure per il nostro quotidiano danno bisogno, e una via che non sieda, pane nostro, cotto indiano, dai donna bisogna. E tra Maria cosa donna bisogna? E basta che non credo che non credo simpatico. Donna bisogna di salire di Gesù Cristo, che lei ha su pane sfidati a Gesù Cristo. E al servizio un pane quotidiano, non solo che lui non dormire. E non sapeva se andava dentro questa donna bisogna filmare, che credo che questa tradizione popolare sarda, questa donna bisogna sia questa sua mamma di Sant'Urino. E sappiamo Maria Piccario. No, sono andata a questa comunione, ora poi questa piantina che risulta, sai, come si chiamava? Il piantino. E si diceva, lei ha lavorato a gioca, e Giulia si può dire, dopo si può dire, inventare, saprò un po' il paletto di dollari, non è un anche. Su un caso che abbiamo fatto, però non so se il signore deve essere a sapere non pure di tia Maria Piccario. A me che Sant'Antonio che sono concludere un culto e ora ho una testimonia diretta di Sant'Antonio. A mamma, a Giacomo e a Giagia mia, la mostro di Zinghera, pensare è mostro su 20 di Freas, su 40 km. A guerra praticamente finita, fino ancora a nord di su, e se rilascia ad essere Vittorio Veneto in questa zona, non a bombardare allora, già l'ho detto sulle 7 di Riulas, salire Salone su Gabbia, e ahí a Salversa, isso, che viene a festare, salire questa guerra. Già che c'è stato 2 o 3 mesi che non va a fare. Da che ha cominciato dopo a fare, già ha promesso che andava a giovane su foto a Sant'Antonio. Una volta a Sant'Antonio per ringraziare questa grazia chiamata concesso. Bene. Già la cosa che mi ha data, non potuto giocare su voto, sicché mossa, e mamma si deve via di su giorno. E tanto devi andare issa, la nave si confessava su quello una nave, ma che devi andare 2 anche. A nome di mamma 2, però solamente mamma 2 è mossa. Tu non puoi fare andare in viaggio. Perché sei andato a Camposanto, da su Cancello, no? Stasera si passa per Manzano, perché sono 13 mesi sono a Camposanto, ma venite che sono attende. Ed è un solo in cui sono l'ultima parola, perché non è a finza di Emilia a Sageggia e Sant'Antina, l'altro a Sant'Antina, non è nelle Leoncini, Francesco Cadatta se non è appoggiata sul bancone, e mamma fino una grande favolatrice. Infatti Leo il fratello lo pagano il riviano, dai mamma, ma quando lo senziano sul rito, mamma mi sa che veniva a farmi, raccontando, poverello. Quindi la precipita io, ma non poteva freddare. Non poteva freddarmi se una femmina mi sa che cicciava, che deve essere che a San Romissa di andare che non vai a dare a Sant'Antina e stanno trovando una sala di passo una ventina di anni fa poco che devono fare mio sono andato in Spagna il treno in Granada parla una pizzeria parla un'istantua di esaltazione di un veditore cieco e utilizzato ad essere usato nel momento dell'esatto che narra una frase che è scritta in il suo muro, in una lapide del mare, me ne narra dale limosna mujer que no hay en la tierra nada como la pena de ser ciego in Granada. Date esa limosna ai tuoi poveri ciego, che non va la pena verso
gusta di essere zero in Granada, che non mi sa bellezza. Ecco, mamma aveva soffrito la battesima vera, non ti fa andare, ma torno a Viviana, che sarà notte di Occidio fino a 9, mi sarà sempre che insomma in casa. Che volevo sottolineare un'ultima cosa, volevo 40 secondi. Si può anche a Savemina in questo giro della pregatoria. Questa pregatoria che abbraccia tutta la direzione, sul ruolo si può fare la Savemina. Perché accetta, io non posso selezionare, poi sul numero 20, quando nasciamo così, non è di mamma nostra, sono canti, cantante, augurente che le sia cosa, nemmeno su Manzi, partendo, travagliando a maglia, o tutte non funzionano. Come questa è una pregatoria, un Luganti, tutte pregatorie, un spezzino, e i santi interrumpiti, la pro, e zia, e sacro, e su barracco, e si chiamano, sul vicino sulla la motta. E sono ricusi, e a cantare mi sa che non si preoccupi. E poi io mi centrato su, perché è stato un compito importante, che sapete che usare l'anno sopra, per via del uso mondo, i cusantiti, vi ha fatto le sapere santissime. E io mi centrato, usantiti, ma hanno fatto, quando poi questa battaglia dei Sannuri, hanno pianto la mizza e mizza di Monfossato. Poi questa battaglia. Come sono detto, volevo parlare una cosa, che tutti noi siamo cresciuti su canti di mamma, quando si nasce, non stava cantando su in uso, e ho stato a Chitto a dovere non intendere che non si intendere, ma supportare su canto dessa partita d'Orosa. Però voi se non volete presse, facciamo su che arriva più tanto possibile. Grazie Dottore Pattato nella sua relazione ha detto una cosa interessante che poi riprende il concetto più volte espresso da Don Spada. Lui dice l'Ardia è una forma di preghiera. Don Spada ha sempre detto che l'Ardia è un atto collettivo di fede. È un concetto molto bello che fa capire il senso di questa festa sedilese, e qua si viene a pregare in modi diversi. Ci sono i pellegrini che fanno i giri della chiesa, quelli che accendono un cielo, però in questi anni di esperienza diretta a seguito io credo che ci siano anche preghiere laiche, magari si viene a seguito senza entrare in chiesa, però si prega in un altro modo. È una forma di preghiera, credo la esprimano anche molti fotografi che vengono a seguito. Io ho visto primi piani di cavalieri, momenti difficili, negli ultimi anni ne abbiamo vissuto diversi. Credo che certi scatti siano una forma di preghiera, nel senso che diceva l'attore Pattato. E credo che una forma di preghiera siano anche le foto che ha fatto Daniele Petretto, che è un devoto di San Costantino, che ha fatto parte dell'associazione. Adesso, per spezzare le due relazioni, ci fa vedere qualche scatto di questi anni, un paio di minuti. Prego, Daniele. Non vi porto via molto tempo, perché tanto devono parlare solo le immagini. Una cosa, senz'altro molti di noi tra il pubblico usano la macchina fotografica o usano le videocamere. Sanno benissimo che la nostra festa è una delle più difficili tra quelle in circolazione da allontanare, da fotografare, per diversi motivi. Uno principale, secondo me, è quello della luce. Abbiamo dei controluce, abbiamo la polvere, abbiamo delle zone d'ombra, delle zone buie. Riuscire a portare delle immagini belle in quelle condizioni è estremamente difficili. Pregatoria. In queste immagini ci sono diverse fasi. Diciamo dalla fase di una prima bandiera che si sta preparando il cavallo finché non finisce l'Ardia, finché poi vedremo anche la neve.
la preghiera non è solo nel momento in cui ricevono la benedizione in festa di chiesa, un momento molto importante, attenzione, oppure a fronte manno, oppure quando si fermano davanti alla chiesa. Pregatoria probabilmente anche nel momento in cui quel cavaliere si sta preparando il cavallo, noi non ce ne accorgiamo, ma dentro di sé sta pregando. Pregatoria nel momento in cui stanno facendo i giri della chiesa e stanno porgendo la bandiera al pubblico, ai fedeli, ai devoti, quelli che la chiedono, e nello stesso momento quel cavaliere sta anche pregando. Pregatoria è anche per gli altri cavalieri che stanno al seguito, in silenzio, non parlano, probabilmente noi non vediamo la preghiera nella loro bocca, però dentro di loro stanno pregando. Pregatoria è tutto un insieme di momenti della nostra festa che sono nascosti, che abbiamo noi dentro, che ci riportiamo anche gelosamente dentro, li portiamo avanti e li manifestiamo in questo modo. La festa di San Costantino è questa alla fine, è preghiera che inizia da domani, dal 5 di luglio, forse anche prima, perché nelle famiglie si entra nel clima della festa già da giorni, probabilmente alcune famiglie anche qualche mese prima, e lì inizia la preghiera, che poi finisce nel momento in cui finisce la festa, finisce l'albero, perché hanno esaudito quel voto, quel momento importante. Questa è la pregatoria dei sedilesi, secondo me comunque, durante l'anno. Ma anche noi fotografi comunque lo vediamo, noi fotografi, attenzione, non sono fotografo, ma noi facciamo le fotografie e comunque viviamo questo momento con una certa patema d'animo, con una certa tensione, con una certa preghiera pure comunque, perché comunque stiamo pregando che tutto vada bene, e questo lo pensiamo sempre, a prescindere dal ruolo che abbiamo, perché non è indispensabile essere per forza a cavallo, per forza bandiera dei gradi a piedi o per forza priorista o presidente dell'associazione Sant'Antino. Il sedilese che sta a casa perché non può andare a San Costantino probabilmente sta pregando più di tanti altri che sono lì al santuario. Comunque vi lascio la visione di questo breve filmato che ho realizzato da immagini mie che ho fatto dal 91 a oggi.
Grazie a Daniele e complimenti perché in questi 6 minuti abbiamo visto tanti volti. La cosa che mi preoccupa è che a parte le primissime, queste arti le abbiamo viste tutte, quindi vuol dire che il tempo passa. Maria Elena, vi dicevo nella presentazione, è legata intimamente a Sedilo per una questione di carattere personale. Quando alcuni amici vengono a Sedilo e sanno che per lavoro, per passione seguo questa manifestazione da tanti anni, mi chiedono una cosa: entrano in chiesa e vedono gli ex voto appesi alle pareti, vedono ex voto addirittura del XIX secolo e chiedono. È una cosa bellissima, non riescono a capire il perché e chiedono, magari più informati, dicono un santo che non è santo, questi ex voto, queste preghiere. E io, ripetendo una delle cose che ha scritto Maria Elena nella sua tesi di laurea, dico sempre, il Santo Antino si va ringraziato, quindi è un santo delle grazie dispensate, no? È il santo che dà delle risposte. Maria Elena, una di queste risposte, l'ha ricevuta tanti e tanti anni fa, e questo è il motivo che poi da grande l'ha convinta a fare una tesi sul culto di San Costantino, sulla storia, sulla leggenda e sulla sagra. Credo che il suo primo contatto con Sedilo sia del 1963, così. Prima bandiera Costantino Carta e 50 anni dopo, Costantino Carboni, e 50 anni dopo torna a Sedilo per presentare questo suo lavoro sugli ex voto nell'area che verrà condotta da capocorsa dal figlio di Costantino Carboni. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Con molti di voi già un proprio di casa qua a Sedilo. Niente, quest'anno è un anno particolare perché appunto fece voto mia madre nel 1963 e io oggi testimonio i 50 anni di questa avvenimento. Allora, i santuari sardi, come dice Giulio Angioli, grande nostro antropologo sardo, sono un luogo di ricordo e di ritorno. Ed era il 6 luglio del 1963 quando una bambina si trovava in fin di vita in un ospedale e tutti esortavano questa madre affinché si affidasse a questo santo e si invocavano questo santo perché salvasse questa bambina. Allo stesso tempo tutti pregavano in un'altra parte della Sardegna, al centro della Sardegna, perché appunto un giovane ed abile cavaliere, Costantino Carboni, arrivasse anche lui sano e salvo al santuario di San Costantino, precisamente 50 anni fa. È proprio in questo contesto che nasce il mio interesse verso gli ex voto. Il mio interesse, a differenza di Tore, perché ci compensiamo in questo convegno, è strettamente religioso, a carattere metafisico. Io voglio sì fornire delle informazioni storiche, antropologiche, una base scientifica, ma quella che a me preme più di tutto è quella invece di fede, quella religiosa. Ed è proprio su questa che io mi baso, perché per comprendere gli ex voto bisogna risalire al tempo passato, ai rituali che venivano fatti già dall'antichità, dall'età classica, dall'età paleocristiana, e
in ambito di depositi punici in Sardegna ne abbiamo dei grandi depositi a Bittia, a Neapolis, dove noi abbiamo rappresentazioni votive, quindi è da tempo immemorabile che si fanno questi voti. Perché si fanno questi voti? Perché l'uomo convive, come a quel tempo conviveva col dolore, con la morte e con la disperazione, però questa precarietà del vivere noi la ritroviamo ancora oggi, perché ancora oggi non siamo riusciti a superare questa precarietà, e allora ancora oggi noi continuiamo a evocare quello che è l'extraumano, che ci consente appunto di superare quello che è il dolore e quella che è la morte. E l'attestazione della presenza del culto di Costantino, come appunto Piersando ha già nominato, ma io non mi stancherò mai di nominare Monsignor Spada, che è il più grande cultore appunto il più grande studioso del culto costantiniano in Sardegna, e quindi lui diceva, come appunto afferma, fu trovato in una pergamena a Norbello, avevano demolito un antichissimo altare. Nel 1265 si trova già il culto di San Costantino. Quindi per comprendere appunto questo determinato culto noi abbiamo appunto una fonte storica con notata attenzione in primo luogo da una componente religiosa, che è senza dubbio il crocevia tra l'oggettività e la soggettività, tra momento e documento storico. Infatti, che gli ex voto siano un documento storico che testimonino una situazione non vi è dubbio, ma il dubbio diventa quando noi dobbiamo avere la capacità di capire come questi ex voto si presentano e che significato hanno all'interno della relazione, del contesto, specialmente culturale, nel quale questi ex voto si presentano. E questo è chiaro che questa analisi non è semplice, è un'analisi che io ho veramente riflettuto e sulla quale mi sono espressa, e mi ha interessato il coinvolgimento degli attori che hanno partecipato, perché se noi parliamo di ex voto, parliamo di ex voto perché qualcuno questi ex voto li ha fatti. Quindi chi sono importanti sono gli attori coinvolti nelle vicende e le motivazioni che hanno portato questi attori, le ansie, le paure che hanno generato la pratica votiva e che l'hanno generata appunto in quel determinato luogo. Attenzione, Leroy Gourhan, un antropologo, diceva: questa espressione del possesso del tempo e dello spazio nel luogo nel quale questi si esprimono. E allora io dico e vi dimostro che il tempo e lo spazio sono stati conquistati, perché il padre di Giuseppe Carboni, nel 1963, fece la prima pandela. Nel 1998, quando io ebbi l'onore di essere abbracciata qua da voi, grazie a una grande famiglia, e la voglio ricordare, la famiglia Puzzo, che mi ospitò. Allora, quell'anno, Giuseppe Carboni era la terza pandela. Chi gli ha dato l'onore di essere la prima? Franco Puzzo. Badate bene, oggi Giuseppe porterà la prima pandela. È una cosa meravigliosa, veramente. In ogni caso, è sempre, ricordatevi, la discesa dai soprotitoli è sempre scegliere un voto cristiano. Attenzione, il voto cristiano è diverso dal voto pagano, perché non ha una rilevanza magico-religiosa, ma ha piuttosto una dimostrazione di affetto nei confronti di chi ci ha fatto grazia. Loro pensano questo quando scendono da sopra di lui, perché, come diceva Attore Patato Emilia Riaggio, una cosa fondamentale che ha detto: sa bregadoria è anche un comportamento
non è solo l'espressione di un oggetto, perché l'oggetto è sacro di culto, ma il comportamento è l'attuazione di quella preghiera, quindi bisogna tener conto anche del comportamento. E il popolo sardo fa grande uso dell'ex voto, perché noi lo vediamo nel santuario, vediamo quadri, oggetti che adornano il santuario, e ce ne sono tantissimi, però questi spiegano la religiosità, che può essere personale, popolare, nazionale, ma è sempre una religiosità popolare, che è considerata la più semplice e semplicistica, e il parroco me ne darà ragione, però ricordatevi, è senza dubbio la più vera, quella che è più sincera. In ogni caso, questo lo disse San Tommaso d'Aquino, perché disse che facendo un voto fissiamo immutabilmente una nostra volontà. Attenzione però, cioè la promessa che fa un essere umano ad un altro essere umano ha una valenza propria di sfruttare quella promessa per l'altro. Ti prometto qualcosa. La promessa fatta al santo viene fatta in maniera completamente diversa, per catturare che cosa? La nostra volontà, e quindi la promessa viene fatta a noi stessi, cioè siamo noi che ci offriamo. Non è una promessa oggettuale, non è una promessa canonica, ma è una promessa a Dio, e quindi di conseguenza al santo. Le tavolette dipinte a San Costantino rappresentano, guardate, l'ex voto in maniera chiara ed esplicita, perché io vi spiego una cosa: l'ex voto fatto come oggetto è difficile da comprendere, cioè perché lì, perché ha quella valenza, mentre l'ex voto dipinto è fondamentale perché costituisce nello spazio e nel tempo ed esprime la modalità di quello che è avvenuto. E se voi vedete, la grazia ricevuta dall'espressione, perché ci sono dipinti con gli incidenti col carro, col cavallo, e questo dà la rappresentazione del caso. Il santuario di San Costantino è ricco di questi elementi, è ricco di questi dipinti, e sono un patrimonio inestimabile con una data veramente antica. Attenzione, l'ex voto è anche impegno, è un impegno chiaramente per una grazia ricevuta, ed è quell'impegno che quella madre prese tanto tempo fa per quella bambina, ed è lo stesso impegno che prese quel giovane cavaliere 50 anni fa, che poi oggi prosegue suo figlio. Di una cosa io sono certa, e di una cosa vi posso testimoniare: quell'impegno di 50 anni fa fu preso prudentemente, non come si dice a cuor leggero, perché altrimenti non saremmo qua noi adesso a testimoniarlo. Quindi il far voto, l'adempierlo è un modo per onorare il santo, e quindi principalmente è una virtù e anche una profonda fede. Vi auguro buona festa a tutti. Grazie Maria Elena, io non volessi ancora letto di te. Prego. Sì, prego. Proprio impegno con le bandere. Prego. Quest'anno un impegno gravoso, ad esempio la parte. Non sapevo della coincidenza tra Costantino Carbone e Giuseppe Carbone. Bene, ci volevo io a dire. Non l'ho fatto con conoscenza di causa. È per questo che siamo qui, non per nessun altro motivo. Però sono anche convinto che nulla avviene per caso. Grazie. Si vede che qualcuno dall'altro Voleva ha questo. provveduto e ci ha fatto trovare così. Io vi saluto, vi auguro ancora buon proseguimento. Ho visto una cosa molto interessante, molto bella, proprio sottolineando il valore della Sacra Maria, che giustamente non è semplicemente quella che si pronuncia con le labbra, ma è quella che veramente scaturisce, germina dal cuore. Ecco, questa è la cosa più bella, e sono convinto che
preghiera, la vera preghiera. Auguri, buona festa a tutti. Grazie. Grazie Don Mongini. L'ultima relazione, Bartolomeo Porcheto, Maria Elena che ha parlato degli ex voto, invece Bartolomeo ci parlerà di estas pregarias del soccherradores. Io ho parlato prima di preghiere laiche e questo è il tema della relazione di Bartolomeo. Prego Bartolomeo. Saluti a tutti, Deo stasera a fare una relazione su questo che si narra guerra d'Ores. Santo Antine è su santo adesso guerra d'Ores, no? Pertanto, se noi siamo venendo a questo santo, per narrare chi è questo santuario, guerra d'Ores che ieri è parizioso. E deve narrare chi chiedo parizioso sanno dai Nimpumeda e uno sta chiedendo ai noghi a seguito. Pido persone che conosco e nel caso ma te che fa che così non in seguito un gente che non ha mai avuto per dentro una chiesa che viene dai nuovi a seguito e vedo altra gente che fanno le stesse cose, tutta gente che non stesso viene dai nuovi e può fare un atto, una ranzo del vero in senso vero del suo termine, ma viene dai nuovi non ne manco pro curiosare, può vedere come te sapete che avete chiedi ogni anno, bene dai noi che può essere motivo legato sono musiche da hit e è ovviamente un'attrazione fatale che la gente ha in suo confronto di questa festa di questi usanti e bene dai noi che pensa andiamo su politico che ora sono soperatori in prima linea cioè so chi sono rappresentato da noi pro guerrare pro contro nostro no poi fare sul interesse del sociato in generale e andiamo su che questo politico un anno su 1974 invece di prendere ai nove a fare Susanti sopra adesso su un guerratore di prima linea lei convoca sul Consiglio regionale proprio su sette Triula Savie de Santo Antine e in questo caso Raimondo Miras lei gli fa una poesia ma come mai questo sopperratore se non vedi le Savie de Santo Antine a festare su santo e tanto gli narra Savie de Santo Antine si riuniti in caffetto ogni sardo con sinceri, ma questo bellicoso, guerrieri, bellicoso a proposito reuniti, cosa data quasi i nostri muniti che si sono costituiti battaglieri, che si spotti con antico cavalieri a chi non gli fare festa punitamente cambiate data, che a certa diese aurora sono, quando la slean de punte de alta, non vuole pizzichetas a Pantine, che si occano dal rotto 31, de 2, 62 a Sabine. Questo fruite che avete in quest'anno la popolazione non ha riconfermato la metà del suo sito regionale, lei ha 62 così e stanno 31 non fu stesso da caricare e tanto che non mi attenzione che se si bagliene cambiare data che se no o cambia piedi di lui del tutto 62 come tu si sia andiamo su che l'attrazione cioè qui a gente a Santo Antino sono anche questo carratore qui a Sant'Antine che Sant'Antine c'è un luogo della memoria noi a domani la memoria la siamo pretende che si fa nostra non la conosciamo non la facciamo in icono non la studiamo e per l'altro quando uno viene dai noi si sente come te inserito come te torna in storia ed è un'attrazione come te cosas ambidas che andano a suonare il suo sargasso fare il suo soso e da voi tornano in seguito e abbiamo bisogno di questa fantasiosa è una cosa che si intende e basta e uno vede che magari senza manco il suo motivo schiacciami e no che
come te vedete, se il suo santuario d'esempio vada vettile del tipo nuragico, che narra chi ai noghe che l'izente si da un'izente dai mizzas e mizzas de annos, ossia da guerra d'ore se manno venivano già i noghe a seguito, quando i noghe sono nuragico con sanafighedas andaiena e girare a tutto canto sul Mediterraneo, come ti chiude esa cronacas con cui c'è una territorio a Satenas a Costeras e a Satenas a Foces de Surilo come a una testimonianza e come ti si sia da funi gradore manos e chi noi da poi agattamos sempre in su tempo su questo operatore nos agattamos dopo in Sardegna che andavano a guerrare contro il Feniccio, andavano a guerrare contro il suo Punico, andavano a guerrare contro il suo Romano, hanno su testimonia del Tito Livio quando andava a fare su conto del canto su Romano, binchen su sardo i nove, pagatteso dai nove, in cornus, i nove da cui Villa San Sapida, Iostro e Ansiccola. Hanno su testimonia da voi del quando entrano su Bizantino in Sardegna e si incontrano in Iso Mattessi con questo papalicino di Ospittone e quindi guerra su Mattessi innanzi contro su Bizantino da poi guerra contro su Sarapos po annos e annos 300 annos in noi praticamente a Sant'Antino e da voi integrata tutto questo che viene chiamata fortezza sa piazza forte in mezzo che sono in Sardegna può controllare da voi sul territorio e chi entra dai fuori sul nemico che viene dai fuori viene dedicato proprio a Sant'Antino e quindi vediamo su Monte Bardia e proprio su Monte dai due si Bardia dai due si controlla sul territorio Sant'Antino Sant'Antino di Sant'Antino dei Genoni che è famosa può essere stata una fortezza manna su un raghe di Sant'Antino come documenta il professor Castellacci e sa che si vede da voi vista come piazza forte come punto di difesa Sant'Antino del Lubeto Santa Vittoria non si voleva controllare praticamente mesa Sardegna dai Logos questo appunto tu Logos in noi si fa che Sabardia in noi si fa che Sardia più che Sabardia da noi si pronunziamo su questa parola ardia che la poniamo su intervocalica ossia da quando è stata iniziata da una vocale noi la pronunziamo senza sabbi iniziale quindi era usata però il significato suo è questo di Sabardia che bardiare a controllare sul territorio resessiamo a controllare sul territorio dei Sarapos che era come te vedete da Catina conquistato quasi tutta canta Safrica, Savate orientale su Medio Oriente e Sipania e da voi come sarà poteva genere il professor Castellaccio sono stato frimoso in Poitiers noi siamo ancora un diccio che non eravamo che qualcuno ha fatto per il tempo se non eravamo fatto che caro in Francia ossia era fatta per il tempo su come ha fatto Carlo a bloccare Sosarabos in Francia e poi noi pure noi dobbiamo bloccare questa incursione che Sosarabos faceva sul territorio nostro abbiamo poi guerrato questo regno giudicato praticamente contro tutto abbiamo guerrato inizialmente contro Sopisano Catalano Aragonese e finza a Cano da poi so Catalano Aragonese non hanno complicato per le tutto Sardegna non che non dobbiamo frimare come però passare da voi dai soccherratori a soccherratori a capo i nove il sedolo che sono soccherratori a capo questo che vanno in Sardia e noi siamo su una tradizione in questo senso bella volta capite già su Gaddo è disciplinata questa carta di logo in noi non si poteva bene in noi bisogna rispettare questa regola questa legge chi interessa era proprio sostato in nome questa tradizione dopo il tornare alle aree dei aragonesos e in tancareggia pago atteso dai nove mattesi si è proprio iniziato questa selezione del soccatos e quindi si corre a vinza dei chi deve andare a capo e in nome entriamo in questa terminologia che interessa proprio Sardia e indicata proprio a Sugati
sa barda, sa raivina de barde è legata proprio de sudotta sudato che chiuso che sa bardella che sa etichetta di sarda che usa senza arzone, bardotto o altre terminologie sono legate quasi tutta sudato. E con sudato noi siamo su produito buonos cadderis, buonos cavalieri e tornando a questa memoria storica chi paga conosciamo, chi paga conosce. Ad esempio, un buon cavaliere noi abbiamo in Sardegna che hanno la guerra posso spagnolo, posso in Sumilli e Battochetto 92, che hanno sul regno di Granada, ancora in Manasosato, ben conquistato dai Ferdinando il Cattolico, Isabella di Castiglia, e proprio il tuo re hanno da guerrare in questo regno di Granada un usato comando che si narra da Leonardo Tola, di Uttieri. Questo Leonardo Tola di Uttieri lo fa guerrare in questo incontro che variano tra uno sul forte del Sosardo e sul forte del spagnolo, lo fa guerrare contro sul forte del Sosardo. E come lui a capo, e lui che da capo si stende con un sapone, con sull'azzo, come veniva a tenere su bestiame, quando fuia la caia attento sul forte del Sosardo e della Repubblica disarcionata sui campi della Repubblica interna. Pronare tanto funabile settando so cavalieri, so che andavano a capo, e arrezzito Leonardo Tola dai re in mano in persona su Gingillo, una resina d'argento, che poteva una delle più usata, solo un'efficienza che poteva andare a un guerratore, a un soldato. Si chiede da voi in questo sistema di sottolas, si chiede da voi hanno guerrato su Mattesi sempre con suo spagnolo, sul ritratto di Carlo V che hanno dato s'assalto a costa dell'Algeria, della Tunisia, ha fatto sosta in Oghi in Sardegna proprio per caricare guerratori e andare a vincere Zobilatas Barbarescos. E in Oghi da voi abbiamo su una figura di questo pirata Barbarescos, che è su pirata Barbarossa. Quando in Sardegna viene una delegazione algerina, poco può intrattenere rapporti di tipo commerciale, culturale, con la Sardegna, il professor Castellaccio, l'avvocato da Pizzo, un'storia che da voi noi siamo pubblicati, sarebbe che interessava proprio un usato che è stato catturato in Oghi in Sardegna dai pirata Barbaresco che l'hanno giunto ad Algeri e questo ha dimostrato la capacità di mano sua di guerratore di militare e su Mattesi pirata Barbarossa si è alleato a Fizzo de Anima e questo è diventato da voi è diventato su re de Algeri però non narrare alle fugi si fibra del suo guerratore in Oggi in Sardegna. Andiamo sino a capire da voi sa figura sa chi di questo che andavano a bardiare, ossia da chi controllava il suo territorio. Noi sul Medioevo abbiamo questo che controlla il suo territorio si era giurato, che giuraiano in mano del suo funzionario regio e danno e però andare a controllare il suo territorio. Da voi però un spassaggio del regno giudicale a suo catalano saragonese finza sa suo numero di questa figura istituzionale cambiano e dai giurato chiamato baranzello come te lo conosciamo questa funzione si chiama noi baranzello di controllare questa campagna fino a più o meno precisa sai uso che hanno giurato però quando sono giurato veniva a essere Barranzello, ossia Barranzello sempre questo che viene a Carlo a controllare i suoi territori. E noi siamo su un documento che sul 1596 fatto in Tattari, e noi vediamo già, è venuta questa prima volta che compare su numero Barricello, che è proprio la premonizione del Barranzello. E agattamos infatti, proprio su di un anno montato, se state presente, si obbligano a costruire e bardare dei vie e di notte attento di prossimità bardia dare ogni mese salario di 100 milioni.
di noi già agattamos, sobbardiamos come paranzelos. Amos da voi passados a mano, hanno passato a mano da iso catalanos a Aragoneso, a Spagnolos, a Piemonteso, quando fu il regno di Sardegna, e abbiamo guerrato per fare questo che è stato da voi sull'esercimento italiano, questo che è stato da voi sul regno di Sardegna, tutto quanto in treo, come vediamo in questa gattina, prima di essere regno d'Italia, abbiamo guerrato da voi con sul regno d'Italia, fino a quando è la prima guerra mondiale, a quando sono stato, si sono distinti, come diciamo, in Portilana, comunque in tutto quanto sul fronte orientale dell'Italia. E noi cantiamo su una poesia che rappresenta un uomo così che sanno un guerratore del Sossato. La poesia su maresciallo Antonio Luzio d'Esempio, scritta da Giuseppe Gallia. Chi li narra? Erede Antonio rispetto dei vent'anni, le tempera provata e resistita, con durezza disposta alla salvita e non che un livido cristallo. Con regione dal fatto maresciallo e militare a dia Sandro Grados, caso sardo su nascito soldados con leppa e con benvenuto armas anticas. Distinto per valore a mio obligas a t'offerre sull'acqua a buona gara. Commente si spiegava con Milana, atte la spunta a sofferto di vigas. In s'attacco a s'atrumas inimigas, ti varias in sabbia corrente, quando via giovaniggio ripartenne in sa festa de Santo Costantino. S'antico imperatore tenesissimo su chi è svenerato in loro e si prova pericolo di noi, sempre da imparare in cammino, che prega prosa Sardinia continuo per esaltare il suo asse di resa. Beh, questo che le narra che si riconosce già sa figura del suo soldato, del suo guerratore, sa figura del suo guerratore vita in due veste, in duplice veste, ossia su guerratore che viga da su Portilana a fare che sei su guerratore invece che anda da Sardia a corrente e vediamo su questa due figura che sono da voi intro e una mattessi. Ma ha fatto questo breve escursus storico per narrare che noi in sostanza siamo un popolo di guerratori. O è questa guerra ovviamente si fa in maniera differente, o questa guerra si fa con intelligenza, si fa con questa cultura, si fa con questo confronto tra popoli e pertanto è una cosa differente, ma sempre di guerra si non fa niente. E il problema è che noi abbiamo un pezzo di memoria di questa guerra e pertanto quando veniamo ai nove a Sant'Antina veniamo proprio da un luogo di memoria e cattiamo questa memoria proprio noi. E in nove a Sant'Antina veniamo giustamente a Giovanna Mela, vicinoso che hanno paga memoria che io sono giovane e questa cosa la conoscono Paolo. E quando veniamo ai nove narramos che chi si agatta un vago fuori di luogo, ma timide, sono giovani timide, ma devo dai Noenzo, chi lo so. E questo ammette un vago questo che narramos una poesia di Antioco Casula Montanaro, in cui proprio fa capire la differenza tra chi ha la sua memoria e chi non ha la sua memoria. In cui si agatta da Antioco Casula minoretto, pizzino, giovanetto, dentro una pinnetta, un parasottile a Tiubaxi, in una die temporada, in cui suetto di cui da Sabinnetta a un'ala alzata e la vaghia tremolare e esso in questo momento, in questa via temporata timide, come timide tutto sono giovane e si rimuove dentro un sacco e Tiubacchi quando lui vede rimunito dentro questo sacco gli narra si podia giovane tornare che quando giovia traina zappava non mi perdia questa notte mala si mi era dato un sacco in aria in questa notte spago cristiana quando io viaggiavo non via
con un'armata e forte compagnia e faghini chimbe e ses bardanasa. E chi dite sa bardana, credere chi ha compreso il suo significato di questa poesia. Sa bardana non fu di solo una fura fatta a tegai e la sala, sa bardana vuol dire che cosa di più. Sabardana vuol dire una manifestazione di valentia, una cosa che chi andava dalla fare non deve attivare né Dio né mostros, e andava a fare Sabardana proprio in questa temporada esattamente la tecnica di Inoghe Antioco Casula. E Inoghe quindi chiese su giovanetto che non ha la memoria e timide, e invece su Manno che ha la memoria e non time nulla. E se provando tornando sul discorso nostro, quando sono giovane, bene in Inoghe a Sant'Antine e hanno questa memoria, la memoria del suo giovane, so chi non ha la memoria, quando si chiedono a noi solo e si vedono con questo spirito di Costantino, un spirito forte del guerratore e vide del proprio ambiente in noi il suo. Lo stesso da gattare sa forza e sa sicurezza di un uomo in mano e fissa a tornare a gattare sul luogo della memoria, torna dal dono come questa salviga si è andata e si tornare a conquistare sul territorio suo. Umberto Cocco è dovuto andare via, saluta tutti, io ringrazio voi che avete avuto la pazienza di sentire, di ascoltare queste belle relazioni. Ci vediamo sabato. Buona reazione. Chiedo un attimino solo per ringraziare a nome dei presenti e della Proloco tutti voi che ci avete offerto, credo, una serata veramente bellissima, con relazioni che abbiamo ascoltato in modo proprio partecipato. Non è cosa da poco. Mi pare di potervi dire che voi avete rappresentato San Costantino con uno spirito così da seriletto, come lo dico seriletto. Questa è la cosa più bella che io possa dirvi, perché veramente avete colto nel segno lo spirito di questa nostra grande manifestazione. Questo vi fa onore, lasciatemelo dire, e vi ringrazio veramente di cuore, con la speranza di ospitarvi il giorno della festa, ma di ospitarvi ancora per approfondimenti su questa bellissima manifestazione.